Quali sono gli ultimi casi più spinosi? I casi spinosi sono tanti, diciamo che in questo momento sta preoccupando particolarmente l'arrivo di tutta una serie di fatture recanti costi per la manutenzione delle reti e delle condotte di derivazione, e questo ovviamente è un problema perché oltre alle tariffe già abbastanza esose si sommano anche questi costi per la manutenzione che sono perlomeno discutibili. I prossimi passaggi sono quelli di approvare una legge di iniziativa parlamentare che attualmente è in discussione in quarta commissione. Approvata quella, poi si passerà all'esame del bilancio per vedere se ci sono le risorse economiche per la liquidazione e le risoluzioni di questi contratti che hanno durata ventennale, trentennale. Ora c'è il sindaco di Agrigento che fa, diciamo, peste e corna. Credo che anche il sindaco di Sciacca abbia preso consapevolezza che la situazione di fronte ai propri cittadini che vedono effettivamente un risultato assolutamente, come dire, insostenibile sotto il profilo economico. Noi siamo in una città, in un paese, in una nazione dove la crisi economica è talmente ormai si tocca con mano che arrivare bollette da 400-500, e oggi abbiamo la notizia della richiesta di indennizzo di 40 milioni, io mi domando ma questo quando volevano guadagnare su sta cosa, perché nei comuni che non hanno consegnato la rete una lira non ce l'hanno messo, un euro non hanno messo personale, non hanno fatto interventi. Dobbiamo fare diventare concreto questa battaglia attraverso l'azione dei sindaci ai quali consegneremo le firme per dire che la città chiede al cittadino, all'amministrazione tutta e al nostro primo cittadino che la battaglia da condurre è quella di dire basta alla Girgenti Acque, perché la Girgenti Acqua ha tante e tali inadempienze che secondo me ci sono, diciamo, tutte le ragioni per poter avviare questo procedimento. Il garante della concorrenza che dovrà valutare se questi comportamenti del gestore sono comportamenti adeguati o non sono comportamenti adeguati. Quindi noi la nostra parte la stiamo facendo e la vogliamo continuare a fare.